Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Iniziati i festeggiamenti di Sant'Agata a Catania con le tradizionali candelore radunate in Piazza Duomo. Uscite anche le due carrozze del Senato su cui il sindaco quest'anno ha deciso di non salire a bordo, al suo posto 3 ragazzi delle scuole medie. Selezionati e ritenuti idonei 16 medici stranieri per far fronte alle carenze di personale del sistema sanitario siciliano. Il presidente Renato Schifani ha sottolineato l'importanza di tale scelta per potenziare il personale a servizio dei cittadini dell'isola. Trovato morto su un barchino al largo di Lampedusa un egiziano di appena 20 anni. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. I poliziotti stanno raccogliendo le dichiarazioni dei 12 presenti sull'imbarcazione. Sembrerebbe che il giovane sia scivolato e battendo la testa sarebbe morto sul colpo. Convalidato l'arresto del 50enne di Pachino che avrebbe sparato al fruttivendolo in via Giovanni Pascoli. L'indagato ha dichiarato che si trattava di un'azione intimidatoria senza la volontà di uccidere la vittima. Operazione antidroga da Brancaccia a Ballarò. Sono 15 gli indagati ritenuti responsabili in concorso e a vario titolo di detenzione, vendita e cessione di sostanza stupefacente. Sono stati sequestrati circa 116 kg di hashish, 15 kg di marijuana e 600 grammi di cocaina. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento questa sera alle ore 19:30. Arrivederci.